in chat, sequestrato, legato e rapinato, terrore per un impiegato cinquantenne, arrestati dai carabinieri di Castelfranco, 3 giovani, uno è minorenne. La banda dei ragazzi normali, tutti incensurati, appartenenti a famiglie senza particolari problematiche. I sindaci di Castelfranco e Vedelago si dicono attoniti, siamo senza parole. 3 anni fa il primo caso di Covid in Veneto, è stata una guerra, ha detto il presidente Zaia, intervistato dal direttore di Media Nord-Est Bacciali. Intanto il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi ripercorre quei momenti. Caso Cadelario Bigna, nel processo per il finanziamento alla finta cooperativa di Nervesa, in prescrizione il reato di truffa, rimangono corruzione e bancarotta. Super bonus, ieri l'incontro tra governo e categorie, siamo contenti a metà, commentano i costruttori con riferimento alla soluzione dell'F24. 76 milioni di euro dal PNRR per l'edilizia scolastica in Veneto, la provincia annuncia in arrivo 7 milioni 920 mila euro per la nuova sede del Planck di Lancenigo. In diretta su Antenna 3 il Carnevale di Treviso, in 100.000 in città, secondo le stime della polizia locale, vince il carro del Re Leone, grande festa anche a Conegliano. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali, questi dunque i titoli con le principali notizie di oggi, ma prima della cronaca vediamo subito, come ogni martedì, il nostro sondaggio di oggi. Stop auto diesel e benzina dal 2035. È giusto? È questa la domanda alla quale vi chiediamo di rispondere con una chiamata gratuita ai numeri che vedete in sovraimpressione. Come sempre il risultato del nostro sondaggio verrà dato questa sera a Ring, in onda in diretta a partire dalle 21:15, ma veniamo subito alla cronaca, una vicenda davvero incredibile, quella che si è verificata nella Castellana. Adescato in chat, sequestrato, legato e rapinato, vittima un uomo di 50 anni, in manette sono finiti 2 ragazzi di 18 e 20 anni ed un minorenne di 15. La vittima è stata salvata grazie all'intervento dei carabinieri di Castelfranco. Drammatica la scena che si è presentata ai carabinieri. La vittima a terra, immobilizzata, sopra lui uno dei suoi aguzzini, l'altro poco distante, tutti e 2 armati di coltello con lame di 8 e 9 centimetri ed uno storditore elettrico. L'intervento immediato dei militari dell'Arma ha scongiurato che potesse accadere qualcosa di ancora più grave. Il blitz è scattato dopo la segnalazione di alcuni movimenti sospetti a Vedelago in un edificio che si affaccia sulla statale. Sono intervenuti qui i carabinieri in questa casa in costruzione abbandonata. Qui hanno trovato la vittima legata a mani e piedi con il nastro adesivo sulla bocca. Nel pomeriggio di sabato, attorno alle ore 16, i carabinieri di Castelfranco Veneto, durante uno di questi servizi di prevenzione, hanno notato uscire dal casolare stesso un giovane in sella ad una bicicletta, hanno proceduto al suo controllo e il giovane è stato trovato in possesso di una tessera bancomat, un portamonete con all'interno una somma di circa 60 euro e anche il codice PIN del bancomat stesso, oltre anche alle chiavi di un'autovettura. Immediatamente è stata fatta irruzione nella casa. Al piano interrato è stato trovato l'ostaggio, seviziato, picchiato selvaggiamente, in balia dei malviventi. 2 ragazzi nulla facenti italiani di 18 e 20 anni, parzialmente travisati, che sono stati bloccati dai militari. Grazie all'intervento effettuato appunto nell'immediatezza, nell'urgenza della drammaticità della situazione, la vittima è stata liberata ed è stata immediatamente condotta presso l'ospedale di Castelfranco Veneto, dove le sono state diagnosticate lesioni varie per una prognosi di circa 30 giorni. Una trappola diabolica, quella pianificata nei minimi dettagli dai 3 giovanissimi. La vittima, impiegato cinquantenne, aveva conosciuto da qualche tempo uno dei 3 ragazzi in una piattaforma social e dopo alcuni scambi di chat aveva consentito di incontrarlo in quel casolare. Una volta all'interno ha trovato ad attenderlo i complici che lo hanno prima stordito con un taser e poi colpito ripetutamente in tutto il corpo. Volevano i soldi, i suoi effetti personali, volevano ed avevano ottenuto il codice PIN del bancomat per prelevare i soldi. Gli investigatori pensano che questo non fosse il loro primo colpo e lanciano un appello. L'intendimento è proprio questo, di invitare altre persone che per motivi di riservatezza non abbiano ancora denunciato fatti analoghi dei quali sono rimasti vittime, di presentarsi presso i carabinieri di Castelfranco Veneto e verrà fornito loro massimo ausilio
e quindi anche chiediamo il supporto di altre vittime per la prosecuzione delle indagini. I 3 arrestati dovranno rispondere di sequestro di persona, rapina aggravata, lesioni e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. 3 giovani dunque di buona famiglia che risiedono nella Castellana. Siamo attoniti e senza parole, il commento dei sindaci di Castelfranco e Vedelago. Ragazzi senza precedenti penali, il più giovane il minorenne studente in un istituto tecnico, gli altri 2 disoccupati, figli di famiglie normali, senza problemi. Eppure la drammaticità di quello che hanno commesso disegna i contorni di un disagio profondo. Lascia attoniti, lascia sgomenti la comunità. Il primo sentimento è quello di rabbia, ti sembra poi impossibile che accada vicino a te. La seconda riflessione è capire il disagio che porta a queste situazioni. Altro non c'è da dire. Gli fa eco la sindaca di Vedelago Cristina Andretta. Ci ha lasciato davvero senza parole, non so nemmeno comprendere la gravità della situazione. Infatti davvero è quasi impossibile da credere proprio anche qui nei nostri territori. Insomma, fortunatamente non siamo soliti a cose di questo genere. Ringrazio le forze dell'ordine che quantomeno sono intervenuti in maniera molto rapida e quindi sono riusciti ad intervenire, ma i contorni di questa scena fanno rabbrividire. Poi aggiunge: non voglio pensare, non voglio neanche comprendere chi siano, ma posso solo immaginare come si sentano anche le loro famiglie, perché penso che sì, anche da genitore lì veramente ti fermi e sei disarmato. Ragazzi non conosciuti nemmeno ai servizi sociali. Sappiamo che le reti, le istituzioni stanno lavorando per la forma di prevenzione del disagio, per il supporto alla scuola, supporto alle famiglie, però evidentemente le code del Covid piuttosto che questo sentiment generalizzato di difficoltà oggi fa bisogno di un supporto maggiore. È giusto di Covid, torniamo ora a parlare a 3 anni esatti dal primo caso di infezione da Covid a Vo. È stata una guerra, ha detto il presidente Luca Zaia, intervistato dal direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli. Zaia torna anche sui test rapidi e parla del microbiologo trevigiano Roberto Rigoli, lavorava giorno e notte. Sentiamo. 3 anni fa qui si stava per affrontare una delle più grandi tragedie, se non la più grande tragedia che ha colpito il Veneto, dal punto di vista sanitario sicuramente, oltre 16.500 morti, ma è stata una tragedia che abbiamo vissuto assieme. Torna sul luogo simbolo dell'emergenza Luca Zaia e lo fa per l'intervista rilasciata al direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli in quella sede della Protezione Civile a Marghera per lunghi mesi, punto di riferimento per milioni di veneti e non solo. Dice di non ritornarci a cuor leggero Zaia, ricordando i bollettini quotidiani fatti di numeri spesso tragici. Il pomeriggio di 3 anni fa il presidente si trovava nei nostri studi di San Biagio di Callalta. Erano penso le 5 del pomeriggio, ne stavamo registrando da voi, da lei, e arrivò la notizia, la fatidica notizia: abbiamo il primo paziente Covid. Allora si diceva abbiamo il primo paziente che ha il coronavirus. Noi eravamo preparati, ricordo fra l'altro che il Veneto era l'unica regione in Italia che aveva il piano pandemico, altro oggetto di grande discussione a livello nazionale se non internazionale. Bene, ho detto, vi do decreto e quindi su mia responsabilità firmo che si facciano i tamponi a tutti i cittadini di Vo. Apriti il cielo. E subito mi hanno detto: guardi Presidente che lei rischia perché ci sarà la Corte dei Conti, perché l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dice che il tampone lo si fa solo a chi è malato, ai sintomatici. Scelte che Zaia rivendica accanto alla chiusura dell'ospedale di Schiavonia e alla dotazione di tende riscaldate fuori dai nosocomi per il triage, tutte misure di sanità pubblica, così come la somministrazione massiccia dei test rapidi, inevitabile un riferimento al relativo caso giudiziario. E addirittura c'è il processo. No, guardi, io di questo non parlo, è meglio che non parli. Devo solo dire che il dottor Rigoli è stato eccezionale. Devo dire solo che io, il dottor Rigoli, che sia chiaro a tutti, quando non ce l'avevo a lavorare qui, sabato e domenica, e ci andavo spesso, andavo
non a casa sua, non al ristorante, in laboratorio, giorno e notte. Cosa resta di una pandemia non ancora del tutto alle spalle? È presto per dirlo, ma una prima lezione può essere tratta. Ci ha insegnato che possiamo essere comunità, che ci ha segnato, non solo insegnato, ma ci ha segnato tutti. Vediamo anche i giovani come sono stati. I ragazzi sono stati eccezionali. Secondo me i ragazzi sono stati quelli che più hanno sofferto e più hanno seguito le indicazioni. E continuiamo a parlare di Covid con il direttore generale dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana, Francesco Benazzi, che ripercorre questi 3 anni e fa il punto sulla lezione che ci hanno lasciato. In quel periodo avevamo poche mascherine, pochissimi tamponi e noi abbiamo chiuso la geriatria perché abbiamo avuto il paziente zero, che era una signora appunto anziana conosciuta da noi, che veniva spesso per fare ovviamente ricoveri di controllo e che dalla mattina alla sera ha avuto una broncopolmonite con febbre e poi è deceduta, e da là abbiamo capito che purtroppo anche da noi questa bestia, questo Covid-19 era entrato. 4 giorni dopo la prima vittima a Vo, l'incubo piomba sull'ospedale di Treviso con il primo decesso per Covid ed un maxi focolaio nel reparto di geriatria. Sono passati 3 anni, sembra un'era fa, eppure quei giorni segnarono l'inizio di un prima e un dopo nella vita di tutti. Ripercorre quei momenti il direttore generale dell'ULSS 2, la devastante prima ondata e poi la seconda, ancora più pesante. Quello è stato il periodo più duro perché non si poteva comunicare tanto con gli utenti, dovevamo usare i tablet perché questi utenti potessero comunicare alle famiglie, e poi ovviamente le persone che non siamo riusciti a recuperare e che sono decedute perché purtroppo è stata un'esperienza terribile. Io devo ringraziare in primis gli operatori sanitari che in quel tempo erano eroi da parte di tutti e che oggi ovviamente sono persone che si sono portati il fardello di 3 anni di peso e continuano a lavorare e hanno fatto la scelta del servizio pubblico, quindi li devo ringraziare. E dopo devo ringraziare anche i cittadini, perché in quel periodo ci sono stati molto vicini anche coloro che ovviamente non avevano avuto il Covid. 3 anni sono passati, vaccini e cure hanno fatto sì che oggi la fase più dura della pandemia sia alle spalle, consentendo un ritorno a quella cosiddetta normalità alla quale tanto a lungo abbiamo rinunciato. Cosa mi sento di dire oggi? Intanto credo che questa esperienza negativa sia passata, ma non dobbiamo mai allentare la presa, perché abbiamo visto che ormai le forme virali possono ricapitare, ritornare anche con dei cicli, però sicuramente questa esperienza ci ha insegnato a essere più solidari. Mi auguro che questo principio continui, il principio di solidarietà, di stare insieme, qualche volta anche di sopportare se magari ci sono delle liste d'attesa lunghe perché sono dovute a un periodo difficile. Super bonus ora, ieri c'è stato l'incontro tra governo e categorie, siamo contenti a metà, dicono i costruttori, con riferimento alla soluzione della F24. Nell'incontro di ieri a Palazzo Chigi sembra ci sia una apertura relativamente a quello che era il nostro grande problema, che era lo sgonfiare i cassetti fiscali carichi di tutte le nostre imprese. La strada degli F24 per sbloccare il nodo dei crediti incagliati, ipotesi emersa nell'incontro tra costruttori e governo, sembra aprire una fase quantomeno di tregua dopo le polemiche feroci dei giorni scorsi. Lo stesso Ghiotti, a seguito dello stop alla cessione del credito preannunciato dal ministro Giorgetti, aveva parlato di un esecutivo boia pronto a decapitare le aziende edili. Parole forti nella regione che in Italia ha fatto il maggior uso del superbonus. Troppo presto comunque parlare di pace. Non ci sono certezze e buona parte delle richieste degli imprenditori è ancora sul tavolo. Contenti a metà, anche perché noi speravamo che, ma sul tema ci siamo ancora, che potessero anche allungare, aumentare quelli che erano gli anni per poter defiscalizzare e decontribuire i crediti, passare fino a 10 anni. Questo ci dava
un'opportunità. Intanto la politica resta divisa. Fratelli d'Italia, anche nella Marca, rivendica la scelta del governo, critica le modalità il Partito Democratico. Non si può uscire, sì, ok, blocchiamo tutto e poi discutiamo. Cioè, questo è la cosa che non va bene, che crea ancora più danno. Il governo ha intrapreso una strada, come ha intrapreso strade su altri determinati temi. Quando prendiamo e ci indirizziamo verso una strada, cerchiamo di mantenere sempre la rotta. Gli assestamenti ci stanno. La cronaca giudiziaria, l'inchiesta K della Robini, audienza questa mattina in tribunale a Treviso, è stata dichiarata la prescrizione del reato di truffa aggravata che riguardava insieme alla corruzione Mario Modolo, Giancarlo Baldissina, ex proprietario della discoteca Disco Palace di Nervesa della Battaglia, e l'ex assessore regionale Remo Sernaggiotto, deceduto nel 2020 alla sbarra, sempre per truffa anche il consulente finanziario Egidio Costa, oltre all'ex consigliere della cooperativa Pierino Rebellato, su cui gravano 5 capi d'accusa per bancarotta. La vicenda riguarda una finta cooperativa messa in piedi per ottenere a tempo di record un finanziamento per un progetto sociale. Sernaggiotto, Modolo e Baldissin sarebbero stati, secondo la procura, gli ideatori dell'operazione, che sarebbe sfociata nell'erogazione di circa 3,5 milioni di euro in finanziamenti regionali, mentre la società, che avrebbe dovuto occuparsi di una fattoria sociale che venne trasformata in una birreria, finiva in fallimento. Restano le accuse di corruzione e bancarotta. Il 26 di giugno la prossima udienza. La provincia di Treviso ha ottenuto nuovi finanziamenti per l'edilizia scolastica grazie al bando del PNRR del Ministero dell'Istruzione, 7.920.000 euro dedicati al primo stralcio per la nuova sede dell'ITIS Planck di Lancedigo. Un progetto presentato dalla provincia prevede la dismissione degli attuali container temporanei per la realizzazione di un nuovo edificio efficiente a livello sismico, energetico e funzionale. Quello del Planck segue il finanziamento già assegnato per la riqualificazione architettonica e funzionale delle palestre del Liceo Da Vinci, dell'Istituto Riccati Luzzati di Treviso e del Beltrame di Vittorio Veneto, per un totale di 5,5 milioni di euro. L'assegnazione è compresa nel totale di 76 milioni destinati ai progetti per il rinnovamento dell'edilizia scolastica in Veneto. Ed ora parliamo di Carnevale. Oggi, martedì grasso, è stata festa grande in centro a Treviso con la tradizionale sfilata dei carri che è tornata dopo 4 anni. Ebbene, ci colleghiamo subito con Lucio Zanato, che si trova in Piazza dei Signori in compagnia di alcuni ospiti. A te, Lucio, buonasera. Buonasera Marta, buonasera ai telespettatori di Antena 3. Mi trovo in Piazza dei Signori perché la sfilata che si è compiuta tra Piazzale Burchiellati e poi Piazza Duomo in questo momento ovviamente ha tutti i mezzi che stanno ripulendo e hanno praticamente finito di ripulire tutto il, diciamo così, il sedime, per cui la città 30 minuti dopo era già in pulizia. Ecco, benissimo, abbiamo avuto anche il passaggio. D'altra parte è Carnevale, a Carnevale ogni scherzo vale fino alla fine. Detto questo, ti dico Marta che ho ancora i coriandoli in testa, perché è stata veramente tantissima gente, 100.000 persone, e allora comincio con il sindaco. Sindaco, 100.000 persone, intanto diamo un dato, 100.000 persone non un problema. Sì, questo è il dato più bello, nel senso che è stato un weekend che si è completato oggi all'insegna di tanta gente, perché sabato e domenica con gli artisti di strada, oggi con la sfilata dei carri si sono riversati in città centinaia di migliaia di persone e non c'è stato un solo problema legato alla sicurezza, e questo devo ringraziare ovviamente il questore, il prefetto, le forze dell'ordine, la polizia locale, che hanno fatto davvero un super lavoro. Numeri importanti per una città che però si è fatta trovare pronta anche nel ripulire, perché come dicevi giustamente 30 minuti dopo le strade erano aperte e perfettamente pulite. Come avete fatto a calcolare che sono 100.000 persone che sono venute a vedere la sfilata? Ma noi facciamo un'analisi legata al flusso di autovetture in entrata, al numero di auto parcheggiate e poi una stima relativa a un conteggio fatto lungo il percorso, un percorso che si sviluppa circa in 2 chilometri, e abbiamo fatto un calcolo a metro quadro su quante persone erano posizionate lungo il percorso. Sono numeri
importanti che ci riempiono di orgoglio, però sono anche frutto di un lavoro di squadra importante. Ringrazio Carnevali di Marca e tutto lo staff perché hanno fatto davvero un lavoro incredibile, perfetto nell'organizzazione, quindi non posso che essere soddisfatto e augurare a tutti, cioè annunciare a tutti che ci vediamo il prossimo anno sempre alla sfilata dei carri. Torneremo con il sindaco, però andiamo dal presidente di Carnevali di Marca, Alfredo Bezzo. Beh, intanto grande soddisfazione per questi carri, ma soprattutto per questa, diciamo così, presenza, perché ogni carro aveva un disastro di persone al seguito, tutti i volontari, tutta gente che aveva voglia di sfilare, di divertirsi insieme alle persone che li hanno applauditi. Assolutamente sì, ricordiamo che era addirittura da 4 anni che non si sfilava qui tra le mura di Treviso. Grande cornice appunto lungo le mura con la gente assiepata per applaudire i 19 carri che hanno sfilato oggi qui. Carri che merita ancora un applauso anche da parte vostra, telespettatori di Antena 3, perché già da agosto, settembre loro iniziano appunto a costruire i carri, ad allestire le maschere, a cucire i costumi, a preparare le coreografie, i balletti appunto per rendere al meglio durante le sfilate che da un mese stanno facendo in questo periodo nella Marca trevigiana appunto dei Carnevali di Marca. Ecco, noi l'abbiamo convocata perché deve dare la classifica sì, me la sono anche appuntata perché esatto, allora, non vorrei sbagliare. Allora intanto diciamo chi ha vinto. Allora, il vincitore del trofeo che è stato anche confezionato e realizzato dal nostro maestro Marco Barisco è stato vinto dalla Proloco Sant'Angelo, quindi anche in casa alla Proloco Sant'Angelo con il tema Il Re Leone. Allora adesso andiamo a sentire proprio a caldo il commento del capocarro appunto del carro vincitore di questi Carnevali di Marca. Per noi significa tutto e significa un inizio veramente dell'associazione che sta riprendendo vita dopo anni che è stata un po' ferma per la pandemia. Noi adesso ci stiamo ingrandendo sempre di più e questo mi fa venire ancora di più la voglia di lottare, andare avanti e di portare questo magnifico gruppo sempre più avanti. Quanti figuranti hanno sfilato oggi? 90-95 figuranti circa. Compresa la sicurezza. Come fare per coordinare tutti e soprattutto per motivarli tutti? Schemi, parlare, riunioni, tante riunioni, ogni settimana una riunione. Perché avete deciso di parlare del Re Leone? Perché si dava la speranza di ripartire dopo il periodo pandemico. La storia del Re Leone ci ha insegnato tanto, dobbiamo guardare avanti anche durante i periodi difficili e il Re Leone insegna, guardare il cielo, guardare le stelle e andare avanti sempre, mai fermarsi. E allora salutiamo Treviso. Grazie Treviso, grazie a tutti, grazie Re Leone, grazie. Devo dire è un grande effetto sentire questa emozione della Proloco di Sant'Angelo, ma però anche del messaggio, un messaggio di ambiente. Abbiamo visto tantissimi carri che parlano di ambiente, parlano di storia, parlano di territorio, uno solo che ha parlato un po' di politica con Trump. È un segno dei tempi. Sì, è un segno dei tempi con Trump, è vero, anche abbiamo avuto quel carro lì che ha sfilato e quindi... Però è l'unico carro che parlava di politica. Sì, ma... Ci sta, abbiamo anche qualche carro che appunto presenta qualche tema dell'attualità, comunque l'acqua, l'utilizzo dell'acqua in maniera consapevole, e poi anche chiaramente i temi che non tramontano mai, che sono per quanto riguarda le fiabe, i cartoni, di questo tipo. Ecco, diamo però anche gli altri, perché è giusto dare spazio anche a chi non è arrivato per primo. La classifica. Come secondo classificato, se non ricordo male, appunto abbiamo gli amici di Merlengo, che tra l'altro festeggiano anche i 20 anni di attività, quindi un buon traguardo, con dal passato al presente un viaggio travolgente. Poi come terzo classificato abbiamo comitato Carnevale Selva, con gli egizi, anche lì un gruppo tra l'altro numeroso, più di 100 persone, 100 persone ecco, che non sono poche, e anche altri carri hanno quei numeri. Poi abbiamo anche altri carri, gli amici di Roncade con il Re Nettuno, e quinto Noi di Sala, che presentava più nel blu dipinto di blu, un carro anche questo di rilievo. Bene, adesso io torno al sindaco, qual è il carro che le è piaciuto di più? Adesso posso dirlo perché la classifica c'è, però effettivamente la coreografia della Proloco di Sant'Angelo era davvero emozionante, con
Poi alzando al cielo la piccola Simba, che era un bambino vestito da leoncino, è stato davvero emozionante. Però ci tengo a sottolineare la bravura di tutti i carri, sia... Non il gladiatore, dica la verità, un po' il gladiatore mi piaceva. Lei si sente un po' gladiatore qua? Nel gladiatore mi ci rivedo, no? Però oggi devo dire che con Simba e con Re Leone mi sono davvero emozionato. Però mi piace sottolineare la bravura di questi gruppi di volontari che si trovano a tempo perso per preparare i carri, preparare i costumi e le coreografie. Sono stati davvero tutti quanti straordinari dal primo all'ultimo, quindi un ringraziamento va a loro e a questo mondo che ha sofferto tanto, perché ricordo che interrompere un'attività di volontariato come questa rischia di far saltare un intero sistema. Invece loro hanno tenuto duro e oggi ci hanno regalato uno spettacolo fantastico. E allora sentiamo la gente che cosa ha detto nei commenti che abbiamo raccolto proprio lungo lo sfilamento. Com'è questo carnevale? Bellissimo. Dopo 3 anni di stop cosa hai voluto dire? La rinascita. Dopo 3 anni rimettersi queste cose in testa significa un po' di spensieratezza. È una liberazione. Voi cosa vuol dire tornare dopo 3 anni di fermo? Tanto, vuol dire tanto, era ora. Bellissimo, ci voleva, bisognerebbe farli più spesso. Era bellissimo quello di Trump, era stupendo. Quindi la satira politica può funzionare ancora? Ah, certo. Qual è che le è piaciuto di più? Quelli del Faraone. Quello del Faraone, ma per il ballo oppure proprio per il Il canto? ballo e anche per l'idea. Oggi saremo una 60. Beh, come si fa a mettere d'accordo tutti? Non è facile. Ma chi ve lo fa fare? Ci piace, è una cosa che abbiamo dentro nel cuore. Ma come si fa a convincere 60 persone al giorno d'oggi a venire a sfilare al carnevale? Di tutte le età peraltro. Esattamente, noi abbiamo dei più piccoli, la più piccola di noi praticamente ha 4 anni, sono 2 che hanno 4 anni addirittura, e dopo andiamo su 7 fino ad arrivare al più anziano che ne ha 80 anni. Insomma, ma siete riusciti a convincerli tutti? Sì, abbiamo convinti e loro ci credono e viva il carnevale. Come è sembrato questo pubblico? Bellissimo. Una cosa strepitosa, finalmente dopo 3 anni siamo ritornati alla grande Treviso. Avete studiato tanto per prepararvi per questo carnevale? Pochino. Quanto ti sei divertita oggi? Tantissimo. Insomma, ci siamo divertiti tantissimo un po' tutti, ma non è stato l'unico carnevale oggi. Lei prima era Conegliano. È vero, io prima ero a Conegliano, ho fatto l'apertura e ho salutato i primi carri a Conegliano in compagnia del sindaco e anche della giunta, e poi ho preso il treno e sono venuto, non potevo assolutamente mancare a Treviso. Quanta gente lì? È stata stimata sui 30.000 persone a Conegliano, che quindi è sempre una sfilata, è la nostra seconda sfilata della provincia del nostro carnevale, insomma, quindi però di tradizione come lo è anche Conegliano, che lì, e lì tra l'altro abbiamo festeggiato il 30° anniversario del carnevale a Conegliano. Grazie, allora vediamo il servizio del carnevale di Conegliano e poi linea a te Marta per il resto del telegiornale, e buona serata e buon carnevale a tutti per quello che rimane qui da Treviso. Dopo 3 anni vedere tante famiglie venire a divertirsi con i propri figli in centro Conegliano è quello che volevamo, il 30° anno di attività di Carnevale di Marca, una grande festa, una grande gioia per tutti. Conegliano in festa, strade affollate, sorrisi e sul palco adiacente alla scalinata degli Alpini organizzatori e amministratori della città per il gran finale con la tradizionale sfilata dei carri allegorici per le strade e le piazze del centro. Giocolieri, saltimbanchi, mascherine e palloncini tra i 16 carri e i gruppi mascherati. C'è tanto da divertirsi, ho visto anche tante persone anziane con il cuore giovane. Vedere un anziano ridere e piangere assieme, questo è un qualcosa che io ho provato tante volte, portando loro gioia nel vedere le sfilate per televisione. Tradizione di Marca dunque anche per il carnevale sulle strade e piazze delle città trevigiane, che come Conegliano hanno aperto le porte a un gran finale fatto di immagini da catturare e momenti da ricordare. E se qualcuno si inventasse la maschera d'Origo, come sarebbe? Gli pagherei da bere, perché è la cosa che
mi inorgoglisce ancora di più. Conegliano c'è e i carnevali di Marca nati dall'intuizione di Dorigo di 30 anni fa sono sempre più frequentati da chi abita in città e nei comuni limitrofi. Lo spettacolo è vivo, colorato e la festa avvolge tutto il territorio. Il bello di Conegliano è che ha un ruolo centrale nel territorio e sicuramente c'è tanta gente che viene da fuori. Quando Conegliano fa eventi, il territorio risponde. E noi ora chiudiamo questa ampia pagina dedicata al Carnevale nella Marca. Linea alla regia per qualche istante di pubblicità, ma restate con noi, tra poco le notizie da Belluno e provincia. E siamo nuovamente in diretta, proseguiamo con le notizie dal Bellunese. Ex ACC Sesta anticiperà l'ultima tranche di assunzioni previste per il 2024. La decisione è stata comunicata ieri al tavolo regionale riunito per risolvere il problema della cassa integrazione straordinaria per cessazione attività ormai scaduta. Domani all'unità di crisi di Venezia, primo confronto azienda parti sindacali sul caso Safilo. Non è più a tinte fosche il futuro dei lavoratori ex ACC in attesa di essere riassorbiti da SEST, ma oramai senza la prospettiva della copertura della cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività, scaduta lo scorso anno e riattivata grazie a un pressing forsennato sul governo che l'ha ripristinata. Mancava un semestre e la svolta è arrivata ieri al tavolo regionale. Ieri SEST ha dichiarato il proprio impegno industriale ad anticipare l'ultima tranche di assunzioni, in modo da fare in modo che alla fine di quest'anno non ci siano esuberi. L'accordo con l'Uve Sest prevedeva l'assunzione scaglionata nell'arco di 2 anni e mezzo di 150 dei 250 lavoratori ex ACC, in mezzo la certezza che gli ammortizzatori sociali non sarebbero stati in grado di accompagnare il programma di assorbimento di Sest, che si sarebbe dovuto concludere entro luglio 2024. In questi mesi forte è stata la preoccupazione delle parti sindacali, in testa a FIOM CGIL, che pur non firmataria dell'accordo ha richiesto a gran voce la convocazione del tavolo in sede regionale e ministeriale per trovare una soluzione immediata. L'operazione si realizza con la continuità industriale, con la continuità occupazionale e senza traumi sociali, perché non ci saranno esuberi. È una bellissima notizia, ieri la Regione ha potuto confermarla. Domani frattanto all'unità di crisi regionale, primo concreto confronto azienda-parti sindacali sulla vicenda Safilo. L'imperativo del territorio è salvare marchio e stabilimento, uno dei primi realizzati nell'area industriale di Longarone con i fondi del Vajont. Per Maurizio Castro la rinuncia allo stabilimento di Longarone da parte di Safilo sembrerebbe la dissipazione di un patrimonio strategico. È una scelta certamente eccentrica. Al posto di un concorrente di Safilo approfitterei di questa distrazione e investirei potentemente là dove è il centro di tutte le competenze distintive. Credo che qualche competitor internazionale approfitti del vuoto lasciato aperto da Safilo per riempirlo con la forza e la qualità delle competenze di Longarone. L'amministrazione comunale di Belluno ha presentato a residenti ed operatori il progetto del nuovo piazzale del Nevegal, 938.000 euro l'investimento previsto con i fondi del PNRR. L'opposizione attacca, non ricordano nemmeno l'ABC della correttezza dei rapporti istituzionali. Vogliamo creare sostanzialmente quel po' di paese che manca da 40 anni in Nevegal. È un lavoro di prospettiva, la base di partenza per dire innanzitutto che su questo colle ci crediamo. Un piazzale centrale, adeguato e accessibile, nuove panchine e fioriere, un sentiero per raggiungere agevolmente il campo scuola e poi nuovi parcheggi, illuminazione pubblica e segnaletica a garanzia della sicurezza dei pedoni. L'amministrazione De Pellegrini ha presentato a residenti e operatori il progetto che rinnova il piazzale del Nevegal a costo dell'intervento 938.000 euro finanziato con i fondi del PNRR. 4 mesi di lavoro a partire dal prossimo autunno, consegna del cantiere entro il 31 luglio. È un progetto partito con la vecchia amministrazione che in realtà pensava a un intervento sui parcheggi che stavano alla parte sopra dietro il ristorante
in realtà io mi sono preso la responsabilità di spostarli sul davanti perché ritengo che la parte davanti sia molto più interessante ed importante. Un progetto che mira a favorire l'arrivo di nuovi investitori in attesa dell'assegnazione della gestione degli impianti, l'apertura delle buste il prossimo 7 marzo. Ma l'opposizione ieri si è fatta sentire, la presentazione a cittadini e operatori al centro Le Torri è stata letta come uno sgarbo istituzionale. Un progetto urbanistico dovrebbe essere presentato e discusso nelle sedi preposte, attacca Insieme per Belluno Bene Comune. Spiace constatare che le promesse del sindaco siano ancora una volta platealmente disattese. Sorrido perché chi dice questo non sa quali sono i livelli istituzionali. Io potrei anche non presentare il progetto in Consiglio Comunale, tant'è che è la Giunta che approva il progetto. Abbiamo fatto bene a presentarlo lì, abbiamo raccolto delle osservazioni importanti che magari avrebbero fatto anche i consiglieri, ma che in realtà è venuta dalla popolazione e questo è l'aspetto più importante. Trionfo di colori ed allegria anche a Belluno per il martedì grasso. In centinaia tra bambini ed accompagnatori, tutti rigorosamente mascherati, si sono riversati tra le vie del centro storico per festeggiare il carnevale e partecipare alla pedonata di 3 chilometri organizzata dagli assessorati allo sport e turismo del comune di Belluno. L'evento, che si è concluso nel tardo pomeriggio alla pista di pattinaggio in Piazza Duomo, è stata occasione per vivere una giornata di ritrovata convivialità dopo gli anni di restrizioni dovuti alla pandemia. Le maschere più belle saranno inoltre visibili sui social Facebook e Instagram ricercando l'hashtag Belluno Mascherata. Le foto che riceveranno più like saranno premiati dal comune di Belluno. Dunque, grazie per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al Meteo. Tempo ancora stabile, anche se il lungo dominio dell'anticiclone potrebbe terminare giovedì con l'arrivo della pioggia. Il dettaglio intanto di mercoledì 22 febbraio. Sul Veneto il sole non sarà presente, cielo infatti in prevalenza nuvoloso e coperto con nubi basse, foschie e nebbie anche fitte. Non si esclude la possibilità di qualche sporadica e debole precipitazione già nella notte tra mercoledì e giovedì. Temperature ancora stazionarie, minime tra 2 e 8 gradi, massime tra 7 e 11 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Avremo frequenti riduzioni della visibilità sulle zone di pianura, altrove cielo per lo più nuvoloso. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime sugli 8-10 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Avremo molte nubi sui settori meridionali della regione, sarà maggiormente soleggiato invece altrove. Temperature minime intorno a 2-4 gradi, massime sui 10-13 gradi. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.